Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi in nostra gradita ospite la dottoressa Elisabetta Miorin, che è direttore e direttrice della struttura operativa complessa di pediatria degli ospedali di Latisana e Palmanova. Buongiorno dottoressa Miorin. Buongiorno. Ci eravamo visti quando praticamente lei era appena arrivata, ancora nel 2019. Tante cose cambiate da allora, ma io direi di partire proprio dall'ultima, no? Dall'ultima novità è praticamente l'istituzione di un servizio che è dedicato ai bambini stranieri. Ecco, ce ne vuole parlare? Grazie per questa opportunità. Questo nuovo servizio della pediatria di Latisana si occupa proprio di accoglienza sanitaria dei bambini adottati dall'estero o immigrati. Questo nuovo servizio è stato attivato proprio grazie anche all'arrivo della dottoressa Laura Casali, che è una pediatra di grande esperienza proprio in questo campo specifico presso il nostro reparto. Infatti la dottoressa si occupa da più di 10 anni proprio di accoglienza sanitaria dei bambini adottati dall'estero e immigrati. Fa parte la dottoressa e quindi anche il nostro centro del gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante della Società Italiana di Pediatria. E praticamente questo servizio operativamente si occupa di effettuare una valutazione complessiva del bambino all'arrivo in Italia, effettuando uno screening infettivologico. Effettivamente è importante valutare questi bambini anche se sono del tutto asintomatici per diverse problematiche che possono essere da infezioni virali, da virus epatitici, alla tubercolosi, alla parassitosi. Comunque questo screening è importante farlo, oltre a uno screening di altro tipo, anche dello stato nutrizionale e generale, di salute generale del bambino. Un'altra cosa molto importante da valutare è la copertura vaccinale, mediante un semplice prelievo per valutare i livelli anticorpali, proprio perché questi bimbi spesso non hanno una copertura vaccinale sufficiente. Diciamo che da studi risulta che un 50-60% di questi bambini che possono provenire da diverse zone, dalle zone dell'Africa, dall'Asia. Poi ci sono anche dei paesi in cui vi sono delle malattie endemiche, malattie che qui sono state sconfitte, però è necessario appunto fare dei controlli. Certo, infatti oltre allo screening di base, di primo livello, poi ci sono degli accertamenti specifici che vengono effettuati in base proprio alla provenienza del bambino. E questa valutazione viene fatta in regime di day hospital presso la nostra pediatria e previa prenotazione tramite un contatto diretto con il nostro reparto, anche mediante mail che è pediatria.latisana@ASUFC, che sta per Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, .sanita.fvg.it, sia da parte del pediatra di famiglia che ha preso in carico il bimbo, sia attraverso contatto diretto da parte dei genitori, per esempio neogenitori del bambino adottato, ad esempio. Si parte come sempre in medicina da una valutazione complessiva, quindi dall'anamnesi, che può essere anche piuttosto difficile in un bambino per esempio adottato, ma si cerca di indagare sulle condizioni di vita pregresse che possono influenzare chiaramente lo stato di salute del bambino, oltre alla valutazione della documentazione sanitaria del paese di origine. Poi si fa ovviamente un esame obiettivo completo con particolare attenzione agli aspetti nutrizionali e anche allo sviluppo psicomotorio del bambino, i parametri auxologici, diciamo, e poi si effettuano questi screening, come dicevo, sia di tipo infettivologico che non infettivologico, perché ci possono essere delle patologie anche per esempio congenite o problematiche collegate agli stati di carenza nutrizionale. Ecco, ci sono dei centri analoghi in regione, punti di riferimento così, cioè specifici? Specifici, diciamo che appunto c'è quello di San Vito al Tagliamento,
Veneto, sì? dove lavorava proprio la dottoressa Ecco, Laura quindi. Casali, però effettivamente in Regione non ci risultano dei centri proprio Sì, con questo dedicati. dedicati, con questo approccio, ripeto, della rete, del gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante della SIP. Il bello comunque di questa rete è proprio che ci si può scambiare le informazioni con i vari professionisti diciamo d'Italia, e per esempio un centro particolarmente importante è quello anche del Negrar di Verona, dell'ospedale Negrar di Verona, per cui è Sì. possibile effettivamente avere uno scambio e anche così un aiuto, ecco, dai centri che hanno più esperienza. Questo, diciamo, servizio che speriamo possa essere utile per favorire un percorso anche rapido e completo, e da fare sempre naturalmente in rete con il pediatra di famiglia, che alla fine è la figura centrale che seguirà il bambino nella crescita, a cui poi verrà affidato dopo questi controlli per il bambino che arriva in Italia. Non c'è una tempistica ideale con cui valutare il bambino che arriva, che proviene dall'estero, da queste zone, perché ogni bambino ha i suoi tempi. Diciamo che se non Però ci sono... prima ci si approccia alla Certo, struttura e meglio è, certo, insomma, per certo. Però fare un se non ci controllo. sicuramente, però se non ci sono delle problematiche acute che richiedono un intervento immediato, è anche bene aspettare un periodo che può essere di 1 o 2 mesi per far adattare il bambino alla nuova realtà, diciamo, alla nuova situazione. E quindi deve essere fatto in modo sempre molto rispettoso per il bambino, e ovviamente sempre con il genitore o l'adulto di riferimento vicino a lui, e rispettando proprio i suoi tempi, quindi un approccio molto personalizzato anche. Ecco, questo servizio viene istituito in un periodo un po' difficile, Sì. però anche nell'ottica, appunto, nell'ottica futura, Sì, esatto. c'è la necessità di avere proprio un punto di riferimento di questo genere. Infatti abbiamo cercato di guardare oltre questo periodo difficile, quindi anche se il periodo esatto non è dei più facili, anche sicuramente per le adozioni internazionali, però abbiamo pensato di guardare oltre, tanto questo periodo dovrebbe passare prima o poi. Ecco, se lo augurano tutti, perché le persone cominciano a essere un po' stanche. Auguriamoci anche che i vaccini servano. Infatti, questo è il punto più importante, sicuramente. Ecco, e proprio per quanto riguarda questo periodo, quindi ci sono, arrivano bambini con patologie diverse rispetto al prima Covid. Sicuramente questo ci ha colpito tantissimo. Allora, il primo effetto correlato alla pandemia sicuramente è la riduzione incredibile veramente di accessi, di visite di pronto soccorso per quanto riguarda i bambini. Questo può essere collegato sicuramente al fattore della paura del contagio, alla cosiddetta coronofobia, ma anche al fatto che le malattie infettive diverse dal Covid, che sono una causa comune di accesso in pronto soccorso, sono veramente crollate. Le patologie più comuni quali le gastroenteriti, quindi con disidratazione, la bronchiolite che colpisce i bambini piccoli, è una causa anche di ricovero molto spesso, come anche l'influenza, le tonsillite streptococciche, insomma tutta la patologia infettiva più comune nel bambino è assolutamente crollata grazie proprio, se vogliamo, a queste restrizioni collegate alla pandemia. Pensiamo al distanziamento sociale, alla chiusura delle scuole quando è stato fatto, alle mascherine, all'igiene costante, e questo ha fatto sì che i virus e i batteri, diversi dal Covid, circolassero molto di meno. Quindi questo è un effetto che effettivamente ha inciso diciamo, sugli accessi delle visite pediatriche in pronto soccorso. Accanto a questo però c'è un aumento di altre problematiche correlate al Covid. Cioè sempre queste legate proprio strettamente al Covid. Esatto. Quindi anche nei bambini, nei più giovani esatto, adesso. più che al Covid proprio al lockdown, alle restrizioni, all'isolamento sociale, perché si tratta di problematiche di tipo psicologico o neuropsichiatrico, che vanno da problematiche più lievi, quali insonni, più lievi, comunque significative, quali insonnia, stato d'ansia, a problematiche più importanti
presenti addirittura nei soggetti evidentemente predisposti anche a psicosi, addirittura a situazioni in cui per esempio soprattutto gli adolescenti si autoprocurano delle ferite per, diciamo, per un certo senso per urlare il loro dolore, la loro tensione, fino a situazioni anche più gravi. Oltre a questo disagio, quindi vediamo degli accessi di pronto soccorso anche per queste problematiche veramente impressionanti, oltre a questo anche effetto sul comportamento alimentare. Infatti c'è una vera e propria epidemia, un aumento dei disturbi del comportamento alimentare in quest'ultimo anno, in particolare di anoressia nervosa, di restrizione, quindi comportamento alimentare restrittivo, ma anche di problematiche opposte, di eccesso ponderale e di obesità. Sono in pratica due facce della stessa medaglia. Evidentemente in una situazione di questo tipo, che non è mai stata vissuta prima, e in un periodo di fragilità psicologica come di per sé l'età adolescenziale, evidentemente questo isolamento sociale, questa tensione collegata alla situazione della pandemia può scatenare queste problematiche molto importanti. Invece per quanto riguarda il sovrappeso sicuramente può essere collegato, come anche nell'adulto, a una riduzione dell'attività fisica, sportiva. Pensiamo che spesso i bambini hanno dovuto interrompere lo sport a causa delle restrizioni, così come l'aumento del tempo passato davanti al computer e per la didattica a distanza e anche la noia di rimanere in casa ha fatto sì che magari si potesse mangiare anche di più. Questo riguarda tutti noi, ma anche i bambini. E questo questi sono dei fattori di rischio che comportano un aumento ponderale. Questo stiamo vedendo anche noi nei nostri ambulatori. Purtroppo siamo giunti al termine di questo appuntamento con la nostra rubrica Family, Salute e Benessere. Non posso fare altro che ringraziarla, Grazie dottoressa a lei per questa Miorin, per opportunità. essere stata qui con noi, e ringraziare i nostri amici telespettatori, ai quali do appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci. Grazie.